di troppi dirigenti. Allora, torniamo a parlare di questo, vediamo un attimo in grafica, tornando all'indagine che è stata fatta e quindi anche vedere, che è interessante vedere l'allocazione, quindi chiediamo dalla regia se ci possono mettere in onda la grafica di questa indagine che è stata fatta da Sole 24 Ore. Si aspettava di essere ai livelli di insicurezza superiori, siamo più insicuri di Catania, di Palermo, cioè di città che notoriamente, vabbè, a parte che Ma poi lì c'è un magari... controllo del territorio che viene fatto in maniera Eccolo qua. oculata Qualità della vita. anche da chi insomma non rappresenta lo Stato, anzi che rappresenta l'antistato, quindi alcune dinamiche magari a Catania non succedono, non perché le forze di polizia o gli amministratori locali siano più capaci rispetto a Padova, ma perché il territorio viene anche controllato dalle mafie, per intendersi, e quindi nulla succede se questi non lo vogliono, no? Capiamoci. Così come presumo che se da noi ci sia ancora la cultura comunque della denuncia, al sud magari per tutta quanta una serie di dinamiche non ci sia. Però sono tante città. C'è anche un'altra considerazione ulteriore da fare, che tendenzialmente chi vuole portare via qualcosa, chi non crede nella proprietà privata, chi non ha rispetto di questa, cerca di frequentare un territorio che invece in qualche modo, malgrado la crisi di questo periodo, sia comunque ricco. Quindi è logico che la concentrazione di lagri a Padova è più alta rispetto ad altre realtà, perché Padova comunque continua a essere una città è stata sufficientemente ricca. Però storicamente, anche lei accennava anche il discorso delle truffe, è verissimo, storicamente c'è una cosa incredibile. Secondo me c'è un mai... aspetto anche dal punto di vista proprio logistico, nel senso che Padova è baricentrica per le merci, questa è una grande ricchezza per il nostro territorio, pensiamo all'interporto, pensiamo alle opportunità di smercio, di scambio, di merci, voglio dire, utili e buone. Allo stesso modo lo è anche per le merci non buone, penso alla droga. Il mercato della droga gira per Padova perché Padova è baricentrica al Veneto, con una grande possibilità di spostamento sia con le linee ferroviarie sia con le linee autostradali, e quindi volenti o nolenti è punto di incrocio di tutte quante queste dinamiche. Quindi non ne possiamo assolutamente essere... che soluzione si potrebbe dare? Cerchiamo sempre un po' le soluzioni. Purtroppo, se avessimo la bacchetta magica, voglio dire, secondo me ci sono alcune cose che bisogna fare ai livelli di fattibilità, perché ovviamente se no diversi. I cittadini a un certo punto dicono: che cosa mi resta per tutelarmi? Intanto il cittadino comunque deve pretendere dalla politica, da chi li rappresenta e dalle stesse forze dell'ordine che sono al loro servizio, comunque nel momento in cui vengono interessate, di avere delle risposte. Questo assolutamente. Quindi adesso, per carità, non facciamo gli sceriffi, non facciamo gli autodifensori di noi stessi, devono essere le forze dell'ordine a dare delle risposte e bisogna chiederlo con forza come cittadini. D'altra parte poi la politica a livello nazionale deve fare quelle cose di cui accennavamo prima, la riforma del sistema sicurezza nel suo complesso, quindi con l'eliminazione anche di tutte quante queste forze di polizia nazionali che portano via tanta logistica, tanta amministrazione e tolgono uomini dal controllo del territorio. Dall'altra parte l'invito alle amministrazioni locali invece di utilizzare le polizie locali nella maniera più corretta, per presidiare il territorio. E quindi presidiare il territorio. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto? Buongiorno, da dove chiama? Sto chiamando da Padova. Sì. Sì, buongiorno. Buongiorno, dica tutto. Ma gentilmente io vorrei parlare con Pavanetto, sì. Lo conosco personalmente, anche ci siamo visti anche a Casal Serugo ultimamente per le varie manifestazioni e via dicendo. Io mi riferisco a ciò che ha detto lui prima di interagire con le altre forze politiche. Io premetto che sono un ex istruttore polizia locale, ho fatto 35 anni questo lavoro, l'ultimo lavoro è stato tra Albignaso e Maserà. Niente, cioè interagire, io sto guardando che è una vita che stiamo parlando di modificare la legge 65, Pavanetto sa chiaramente cos'è questa legge e nessuno gli interessa di modificarla sia a livello politico alto sia a livello politico basso, cioè dire la polizia locale viene usata solo ed esclusivamente ad uso e consumo delle varie amministrazioni. Tu non gli devi creare problemi all'amministrazione, l'amministrazione locale non crea problemi a te. E questo è il problema, capito? Cioè, io posso capire perché io sono uno che quando sono iniziato nel 78 nella polizia locale, io vengo dalla polizia di Stato, ci credevo e ci credo tuttora, però ci vorrebbe un pochino più di forza da parte politica, quantomeno per darci una mano, per dare una mano a queste persone che sono sulla strada. Non è più la polizia locale o i vigili di 20 anni fa, adesso facciamo le notti, noi siamo a contatto col cittadino
io non mi voglio paragonare ai carabinieri, per l'amor di Dio, alla polizia, però noi siamo a contatto 24 ore su 24 col cittadino. Per avere poter collegarsi per prendere i dati dei cittadini sui terminali, niente, non ti danno nulla, ti devi passare sempre. Cioè, è questo. Guarda, che io dico. se possiamo interagire, se Sì, posso, sì, chiedo anche alla assolutamente, mia sì, sì. ospite, ma ci diamo del tu, a livello amicale proprio. Ti conosco anche personalmente, guarda, io sono uno coi baffi, ci siamo visti ancora. Ma penso di aver intuito, adesso vediamo. E tu sai la battaglia che ho fatto anch'io a livello di UPI come responsabile delle politiche della sicurezza, proprio per cercare di, anche a livello parlamentare, mi sono seduto in commissione parlamentare per cercare di spingere la Babolini-Saia per provare a dare risposte in questo senso. La politica non ci ha assolutamente voluto ascoltare a un certo livello, pur essendo una legge anche bipartisan, dove bene o male si era trovato da parte di tutto quanto il Parlamento un punto di caduta. Di che cosa si sta parlando in pratica? Un poliziotto locale ad oggi non ha le stesse opportunità di accesso ad esempio anche ai dati che hanno le forze dell'ordine nazionali, quindi deve chiedere quasi per cortesia, però molte cose che fa ad oggi sono molto simili a quelle delle polizie nazionali, quindi si trova menomato. Non simili, sono identiche. Identiche, certo, ma anche nelle attività di PG, facciamo rapporti, facciamo sequestri, tutto quello che fa la polizia. Ma basti pensare quando un poliziotto locale ferma una macchina, può aver fermato anche Bin Laden, ma non ha la possibilità di vedere chi è questa persona. Ecco, ma questo e quindi può anche lasciarla perché andare. non possono fare indagini sostanzialmente? No, le indagini possono essere fatte, sono agenti ufficiali di PG però e di non PS, hanno possibilità di quindi fanno anche l'attività di polizia giudiziaria, ma non hanno l'accesso a tutte quante quelle banche dati, questo è uno dei tanti esempi, a cui invece hanno accesso le forze dell'ordine nazionali. Se io fermo Bin Laden, come diceva Pavanetto, scusa, lo lascio Pavanetto, andare perché non so. Senti Pavanetto? Sì. No, perché mi sta andando via. No, noi ci troviamo la notte sulla strada a fermare una macchina. Io non voglio dire, per l'amor di Dio, non voglio essere, no, poi uno mi chiama razzista, rumeni, italiani, quelli che sono. Io non so chi ho davanti, io vedo una patente, noi abbiamo la fortuna di avere dei colleghi della medaglina adesso che ci danno una mano, grandissima. Ma grazie alla provincia, ricordatelo. Perché sempre disponibile al comandante, a quell'altro ragazzo. A Riccardo. Ne parlavi prima, lo so. Capito? Ma no, poi io non so se quello, io devo rivolgermi sempre o ai carabinieri giustamente o alla polizia per sapere che chi è, chi non è, cosa ha avuto, se è ricercato, se non è ricercato. Cioè noi 3 anni fa abbiamo arrestato uno a Battaglia Terme quando c'era l'Unione Padova Sud che era ricercato, ma perché ci siamo collegati a carabinieri, ma se quello io sono davanti a quello lì, io non so chi aveva da scontare 5 anni. Cioè, ma queste cose, tanti i vigili, continuo a dire vigili, vengono considerati perché sono quelli che fanno. Cosa fanno? Tu vai nei paesi, cosa fai i vigili? E multe, stop. Ti vengono solo per questo. Comunque Pavanetto, io ti ringrazio e scusate se mi sono intromesso. No, scherzo, mi ha fatto piacere che ha partecipato alla trasmissione. Comunque è qualificante. Sono apporti molto utili, infatti, grazie. Buon lavoro. Grazie. Altrettanto. Ecco, ma questo gap, per esempio, c'è a monte un problema. La volontà politica, la volontà di risolvere i problemi. La volontà politica. Abbiamo una classe politica, io in piccolo, se volete, posso anche dire di rappresentarla, che non sta dando risposte. Che sta pensando evidentemente ad altre priorità, se ve ne sono, senza pensare alla soluzione dei problemi. Soluzione dei problemi a tutti i livelli praticamente. Perché guarda, economisti, esperti, ma giuristi hanno individuato quali sono i problemi di questo paese. La massaia le individua perfettamente. Ma anche studiosi e accademici hanno individuato quelli che sono i problemi di questo paese. Cioè la volontà politica per risolverli. Il resto sono chiacchiere. E nel frattempo siamo in chiusura? E nel frattempo cerchiamo di votare bene alle prossime amministrative e alle prossime politiche. Non resta altro. Allora, grazie Assessore di essere stato qui con noi, grazie a voi telespettatori di aver partecipato, come sempre ci ritroviamo domani. Grazie.